Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, sabato 11 febbraio. In questi giorni il termometro è sceso più volte sotto lo zero e l'amministrazione comunale, dobbiamo dirlo, è stata particolarmente attenta a mettere in sicurezza ponti e gradini pubblici. Considerando che le previsioni meteo danno anche per la giornata di sabato qualche ora sotto lo zero, si consiglia la massima attenzione a strade e ponti, ma non solo per il rischio di scivolare, ma anche di evitare di perdite di acqua in quanto gelando diventano veramente pericolose. Venerdì mattina un nostro concittadino che si recava al lavoro in moto alle 4 del mattino verso Punta Poli si è trovato un tratto di strada completamente ghiacciato ed è rovinato a terra. Fortunatamente andava piano e a parte qualche striscio alla moto, uno specchietto rotto e una botta, speriamo non importante, al ginocchio, se l'è cavata molto bene. Poteva andare molto peggio e quindi si chiama fortunato, ma l'inconveniente si è verificato non per la pioggia, che non c'è da giorni, da settimane forse, ma perché qualche camion di prodotti ittici deve aver utilizzato l'acqua che, rimanendo sul terreno, è gelata. Rivavena è il cuore del nostro centro storico. In questi ultimi tempi ha vissuto momenti bui dai quali si sta riprendendo. A dare una svolta al degrado che lo stava inglobando sono intervenute attività economiche, i cui titolari, si può dire coraggiosamente, hanno investito risorse ed energie per far rifiorire quella riva che stava morendo relegata in un angolo buio, con molte vetrine chiuse e la paura che all'isolamento seguisse la delinquenza, come stava inesorabilmente avvenendo. Si sa che l'unione fa la forza e per aumentare le energie di chi voleva investire in Rivavena si è formato un comitato attivo dal 2016, promotore di varie iniziative che alla riva hanno dato risalto. Negli ultimi tempi è nata una nuova associazione, Rivavena, a cui molti hanno aderito, tra di loro Francisco Panteghini, il quale ieri ha deciso di dissociarsi da questa neonata associazione. Le motivazioni? Panteghini non vuole annoiare i lettori riferendole, ma sembra sia certo che i fini del comitato e dell'associazione siano discordanti sul futuro di Rivavena. All'avvicinamento iniziale, di cui sembra che lo stesso Panteghini si sia fatto promotore consigliando l'iscrizione ai membri del comitato, credendo nelle potenzialità di una nuova sinergia, è seguita quindi questa repentina rottura. Il comitato ha comunque rinnovato la fiducia allo stesso Panteghini, dandogli tra l'altro una delega per curare i rapporti con le scuole. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Sono tantissime le persone che sono profondamente legate ai loro pelosi. Ne abbiamo testimonianza in continuazione. Quando viene pubblicato l'annuncio per un cane perso oppure ritrovato ma senza il proprietario, in pochissimi minuti scatta sempre la mobilitazione di centinaia di persone. Amare i propri cani deve però coesistere anche con il rispetto degli altri. Purtroppo ci sono persone che non si rendono conto del disagio e dei potenziali pericoli, con conseguenze e responsabilità, che possono accadere nel lasciare il proprio animale libero, senza guinzaglio e senza museruola. Ci riferiamo sia a quei ragazzi che si sono presi l'abitudine di lasciare liberi i propri cani di grande taglia, senza museruola e guinzaglio, nel parco di Viale Umbria, ma anche a chi, magari saltuariamente, lascia il cane libero di girare, magari anche a poca distanza. Il cane può essere docile e mansueto, ma se è di grande taglia
con la sola presenza mette a disagio le persone che hanno timore di cani, e ce ne sono. L'imprevisto può sempre accadere e poi se ne deve rispondere civilmente e qualche volta anche penalmente. In Consiglio regionale, da parte dei consiglieri della Lega, si è sollevato un certo malanimo alle dichiarazioni rilasciate da Saviano ieri nel Corriere del Veneto. Parole gravi sono state definite il paragonare il Veneto a Scampia per capillarità della criminalità organizzata. È impensabile ed estremamente offensivo, una cosa inaccettabile. Lo ha detto il consigliere Sandonà, aggiungendo che Saviano dimostra di non conoscere la realtà veneta e ha aggiunto che nessuno mette in dubbio che ci siano alcuni casi molto preoccupanti di infiltrazioni della criminalità organizzata, ma non è accettabile fare di tutto un'erba un fascio e dare dei camorristi agli imprenditori veneti. Le accuse sollevate da Saviano sono vergognose quanto disgustose le scene a cui si è assistito ad Eraclea, scene di estrema gravità che hanno mostrato i fuochi d'artificio per la liberazione di Donadio, un grave episodio su cui stanno indagando gli inquirenti. Sulla stessa riga le parole dei consiglieri Micheletto e Vianello, sempre della Lega, che hanno concluso affermando che la mafia fa schifo tanto quanto fanno schifo le parole di chi la accosta alla nostra terra e alle nostre aziende. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Le operazioni dei Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio al salumificio Coatti di Negrara sono proseguite anche nella giornata di ieri alla ricerca dei focolai nascosti sotto le macerie. Ravvisati 3 difficili da raggiungere in quanto mettono a rischio di crollo i detriti circostanti. L'impianto di ammoniaca dello stabilimento è stato messo in sicurezza dagli specialisti dei Vigili del Fuoco del Nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico di Mestre, mentre è entrato in funzione nel pomeriggio anche l'elicottero Drago 148 del reparto volo di Venezia, che si è interessato dei focolai meno raggiungibili effettuando numerosi lanci. Gli specialisti SAPR, Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto praticamente con l'uso di droni, hanno effettuato dei rilievi video anche con le termocamere per individuare altri eventuali focolai. Per sfuggire alle fiamme un operaio si era lanciato nel vuoto da un'altezza di 8 metri. Le sue condizioni sono critiche a causa delle numerose fratture, ma non è in pericolo di vita e non è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. I danni causati dall'incendio sono devastanti, distrutto il sito di produzione dell'azienda che lo scorso anno ha dimostrato un fatturato in notevole crescita rispetto all'anno precedente. 170 i lavoratori che qui hanno la loro occupazione. Presente sul sito ARPAV per i rilievi di componenti tossici nell'aria, per il momento i livelli delle sostanze sono sotto il limite e i report sono rassicuranti, ma le scuole più vicine al sito dell'incendio hanno raccomandato di tenere chiuse le finestre e di fare attività solo al chiuso. Un incendio che si sta dimostrando di difficile spegnimento. I fumi prodotti comunque si sono sollevati a grandi altezze, fino a 1 chilometro, rimanendo sospesi. Per questo i livelli delle sostanze tossiche rientrano nella norma, anche se sono aumentati i livelli delle polveri sottili, in modo comunque compatibile con l'evento in corso. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 11 febbraio, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!